I ricoveri per infezione da Covid aumentano in Veneto, ma si tratta al 78% di persone non vaccinate con una sola dose di siero. I vaccinati sono pazienti infatti con delle comorbilità e proprio per gli anziani e i fragili si rende necessario definire un'eventuale somministrazione della terza dose. Se volete la mia opinione, accadrà. Ma è innegabile perché vedo che ormai molti paesi si stanno muovendo sulla terza dose. Noi non siamo stati su alcuni fronti siamo stati innovativi e dei grandi innovatori. Sul fronte della vaccinazione giustamente si va avanti con prudenza, si aspetta EMA e tutto, ma quando tu vedi Israele che vaccina, Francia che vaccina, Francia ha iniziato a fare la terza dose, Stati Uniti, se non sbaglio anche Gran Bretagna ha reintrodotto il tema della terza dose. Capite che pensare che si possa pensare di fare percorso netto, decisamente no. Ci diranno qualcosa, insomma siamo ancora a fine agosto, diciamo, il margine ce n'è ancora oggettivamente operativo, però guardate che questo significa per noi cosa? Centri vaccinali da tenere aperti, significano 1600 persone da dedicare tutti i giorni non agli ospedali ma ai centri vaccinali. Due i focolai nelle case di riposo, uno nel Veronese ed uno nel Vicentino. Sono scattate le procedure di isolamento, la chiusura delle strutture e si è avviato anche il test anticorpale su tutti gli ospiti. Uno nel Veronese, nella struttura di Mezzane, e uno nel Vicentino, nella struttura di Cartigliano. A Mezzane abbiamo 19 persone positive, 14 ospiti e 5 operatori, un ospite non vaccinato e 2 operatori non vaccinati. Gli altri sono ospiti tutti vaccinati, sono ospiti che essendo in una situazione di comorbilità, pluripatologie e anche con un sistema più debole, probabilmente il vaccino non ha dato o comunque ha già finito la risposta che può dare. A Cartigliano ci sono 19 ospiti e 5 operatori positivi e anche in questi casi c'è un paio, due ospiti non vaccinati e un paio di operatori non vaccinati, il resto sono tutti vaccinati, però non c'è nessuna persona ricoverata e sia nel primo caso che nel secondo caso sono quasi tutti asintomatici. È chiaro che in questi casi le strutture sono state nuovamente chiuse, quindi hanno chiuso le strutture per l'accesso ai familiari proprio per cercare di contenere il più possibile e di capire anche da dove insomma, potrebbe essere arrivato, quindi insomma cercare di fare anche un po' di ricostruzione, altrimenti poi si allarga anche tutto il quadro epidemiologico, quindi con la ricerca di contatti stretti e quant'altro.